Mentre il fucile urla a fuoco tutto il giorno, volano avvoltoi nel cielo blu attorno, avanza il battaglione, brilla il ferro e l'ottone e cadono sull'erba mille bravi cittadini. C'è un re che non vuol vedere, c'è un re che non vuol sapere. Mentre il cannone lancia lampi nel cielo, rullano tamburi, incalzano zampogne, insieme nella polvere, sangue e sudore, e cadono sull'erba mille bravi contadini. C'è un re che non vuol vedere, c'è un re che non vuol sapere. C'è un re che dorme, rapito dalle rose, non si sveglia nemmeno quando madri silenziose, unite nel dolore, a giovani spose, gli mostrano un anello con inciso sopra un nome. C'è un re che non scende dal trono, c'è un re che non fa nessun dono. Che non scende dal trono, c'è un re che non fa l'ultimo dono. Sulle mani a casa! Ora! Buonasera, benvenuti! 348 80 40 254, numero per messaggi, fotografie, richieste. Però adesso voglio le mani. A tempo, dai! Non vi vedo, ma vi sento! Che bello iniziare coi nomadi! Buonasera! Buon venerdì sera, amici a casa! Come ho detto prima, fatevi sentire! Riempiteci d'affetto! Buon lavoro a Paolino in regia! Sarà una puntata ricca di tante cose belle, giocheremo, ma attenzione perché è l'ultima volta che vedete questi 5 premi, l'ultima sera, ma attenzione perché questa sera ci sarà una grandissima novità, perché il cappellino non sarà il cappellino di Casa Piretti e neanche la maglietta, ma sarà il cappellino e la maglietta della zia Marta. Buono carburante, buono formaggio e buono ristorante restano intatti, invariati. A proposito, ho detto la parola magica. Signore e signori, la zia Marta! Buonasera zia, buonasera. Il microfono devo anche prenderlo prima. Cosa fa? Ma no, non eravamo d'accordo così. Come non eravamo così? Eravamo d'accordo che scelgono, se preferiscono la maglietta di zia Marta, possono pensare di dire preferisco la maglietta di zia Marta. Cosa se no, preferiscono non ho capito niente. il cappellino, possono dire invece che il cappellino di Piretti. No, però no, non questa sera imporre. Questa sera se vincono il cappellino si becca il cappellino di zia Marta. Se vincono la maglietta
Come no? Possono sceglierlo. Possono addirittura sceglierlo. Certo. Ma qui le leggi le detta lei qua stasera. Finalmente. Tutto della zia. Sì. Ma come sta? È stata bene? Sì, perché... È andata a pescare i cefali? No, Come no? non sono andata a pescare i cefali, però l'altra settimana sono andata a Menton. È andata a Menton. A Menton. C'è già gente che chiama. No, dopo. Aprirò io le telefonate, amici. Aprirò io le telefonate. Sono andata a Menton. A Menton. Lei sa dove è Menton? A Monton. Monton, Menton. francese, Monton, francese. Oh, già. Ti piace? Bella Menton, no? Sì. Beh, sono contento. Sì. E poi adesso possiamo andare avanti con la Adesso trasmissione? invece vado in bici, Dove va in bici, ah? sul manubrio. Sul Manubrio? Sì, perché mia nipote Sul Danubrio blu, bellissimo. Ma lei è proprio scemo stasera. Sul manubrio, perché mia nipote non si fida più farmi andare in bici, perché dice che sono un po' pericolosa. È pericolosa. Allora lei va in bici e io mi siedo sul manubrio. Così non è pericoloso, in No, due però- su una bici. No, così si può fare. Si può fare. E allora scatteniamoci un po', dai, amici a casa. Giù le gambine, tutti come la zia. Voglio sentirvi cantare tutti, Perché la domenica mi lasci sempre solo per andare a vedere la partita di pallone. Perché una volta non ci porti pure me. Chissà se davvero vai a vedere la tua squadra o se invece tu mi lasci con la scusa del pallone. Chissà se mi dici una bugia, una verità, una zebra pua, me l'ha data tempo fa, uno strano Maharaja, vecchio amico di papà, una zebra pua, beh, che c'è? Abua, una zebra pua, è una grande novità, assomiglia ad un sofà, non ha strisce ma pua, una zebra pua, beh, che c'è? Abua, non essere gelosa se con le altre ballo il twist, non essere furiosa se con gli altri ballo il rock, con te che sei la mia passione, io ballo il ballo del mattone, non provocar la lite se con gli altri ballo il twist, non farmi le scenate se con gli altri ballo il rock, con te che sei la mia passione, io ballo il ballo del mattone, abbiamo tocca a voi. E questo il mio saluto e c'è che c'è e abbiamo un che fa così. Zia Marta, lo dico a te, tu dici a me come? Facciamo insieme c'è. La zia Marta per voi. Ricordiamo due appuntamenti importanti con la zia Marta, che saremo presenti domani sera al Ristoranti Topi, mentre domenica sera alla grande festa di Villa di Verzuolo all'interno del castello ci sarà un bellissimo concerto con la simpatia della zia Marta, Enrico Peiretti e la voce di Alessia Chelucci. Fa caldo, eh? No, Ce la fa sta bene. ancora? Ce la fa ancora? Sì, mi sono portata Cosa si è portata? un ventaglio moderno. Un ventaglio? Ce lo faccio vedere il ventaglio moderno. Cosa sarà mai questo ventaglio moderno? Cos'è? Poi questo Cos'è? è multiuso, perché Ah, parte così che può fare... ecco, anche un po', Dai, anche un po' Peiretti. Ah, che può meraviglia. farsi la barba. Sì, la perché barba. dritta così. Può usarlo come microfono. Prendi il microfono Anche di una volta. anche quelli- microfoni. sì, Bene. Io direi che è il momento di provare a giocare con Casa Peiretti. Quindi via alle telefonate, amici a casa. In questo momento alzo il volume del microfono collegato al telefono e vi invito a comporre il 378 40 80 506 per provare a portarvi uno di questi
fantastici premi che abbiamo alle spalle. Vediamo se c'è qualcuno. Prima, mentre parlavo, il telefono sempre una dietro l'altra. Ragazzi, potete bravi, così mi esaltate. Pronto, chi sei e da dove? Ciao Enrico, sono Alessandra da Torino. Ciao Alessandra? Sì. Bene Alessandra, benvenuta. Sai Aspetta che abbasso la televisione. Brava, bravissima. Vedi che i nostri fedelissimi lo sanno cosa devono fare. Abbassate il volume della TV, almeno così potete sentire anche molto meglio le notine che vi mando. E quindi ho abbassato. Brava Alessandra. Alessandra, provi a indovinare con 5 o con 15. Questa sera vi dico già che sono stato molto, ma molto clemente, molto gentile nei vostri confronti. 15. Sono tutte canzoni famose. Alessandra, questi sono i tuoi 15 secondi. Sei pronta? Sì, pronta. Vai Alessandra. Alessandra, non puoi sbagliare questa sera. È vietato sbagliare. E non la so. No! Alessandra, Vabbè, grazie per aver giocato con noi Alessandra. Un abbraccio, buon sabato, buona domenica. Ciao Enrico, ciao zia Marta. Ciao Alessandra, Ciao, presto. Dai, dimmi che non era difficile, non era facile. Facile questa. 378 4080 506 per chi ha voglia di giocare insieme a Casa Peretti. Andiamo a rispondere al telefono. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao Enrico, ciao zia Marta, sono Alessio, ci riproviamo. Bravo, lo spirito è questo Alessio. Ripeto, questa sera sono stato molto gentile, quindi è un consiglio che do a te. Va bene, lo spero, davvero, perché non riesco mai a indovinare la canzone. È un consiglio che do a tutti, anche questa sera rischiare un 5 secondi perché sono tutte facili. Alessio, dimmi tu, 5 o 15? No, facciamo 15, che già non ce la faccio mai, figuriamoci. 15. Alessio, stasera secondo me mi stupisci. Vai. Eccoli. Questa qua la so. Hanno ucciso l'uomo ragno, potevo davvero provare 5. Bravo, volevo detto che questa sera sono tutte facili. Però con 15 secondi ne hai usati esattamente forse 3 e mezzo. Dall'1 al 10 quale busta scegli? Oh, mamma mia, speriamo che zia Marta, come un mese fa, mi faccia vincere. Proviamo. Un fluido. Speriamo, lei mi porta sempre fortuna. Sì, bene. Ma adesso? Vai. Adesso prendiamo la busta numero 6. La 6, è qua. Vediamo subito se zia Marta porta fortuna. Adesso prendiamo la busta numero 6. Devi abbassare il volume della TV però. Alessio, mi senti? Sì. Bene. Andiamo. Parliamo io e te. Sì. Perché io continuo a dirlo ormai da tanti anni che zia Marta porta davvero tanta fortuna perché hai vinto il primo premio! Ma di nuovo, ma che bello, grazie! Ma hai vinto il primo premio, ma che spettacolo! Buono ristorante, bravo Alessio, sono Ma contentissimo! grazie mille, sì, è proprio il fluido della zia Marta che porta fortuna, io ne sono convinto. Quindi, ci deve essere ogni sera, l'ho scritto anche nel messaggio. Grazie. ma quindi porti Tutte le sere la voglio. porti a cena Benissimo, mando poi un messaggino di nuovo, grazie, ciao. Ciao. Volevo chiedere ad Alessio se portava a cena zia Marta, ma era Come minimo. talmente contento di aver vinto che ha finito lui la telefonata e ha messo giù. E io ho mandato il fluido e è arrivato. Vabbè, andiamo ancora a giocare. Pronto, chi sei e da dove? Ciao Enrico, sempre Massimo da Buttigliere Elastici, proviamo fino all'ultimo. Dai. Questo è lo spirito giusto, anche perché l'ultima sera per provare a portarsi a casa uno di questi 5 premi, perché da lunedì qualcosa cambierà. Devi solo dirmi se provi a indovinare con 5 o con 15 secondi. 15, qua mia moglie e mia figlia dicono 15. E allora 2 contro 1 non puoi assolutamente. Bravo. E allora attenzione ragazzi, questi sono i 15. Ok.
questa sera gli regaliamo i premi. Non so se no, il titolo è giusto, però dovrebbe essere A modo mio di Lucio Dalla. Allora, No. fino a Lucio Dalla c'eravamo. La canzone è quella, ma il titolo non è quello. Grazie. Non fa niente, buon motivo per riprovare dalla prossima settimana. Bravissimo, Bravo. grazie, ciao. Ciao ragazzi, ciao. Buon sabato e buona domenica a tutti voi. È perché a volte ti viene proprio da dire l'inizio della canzone. A modo mio, invece era Piazza. Puoi dirlo. Grande! Piazza Grande. Adesso torneremo a giocare nel secondo tempo, amici a casa. Diamo spazio alla musica in questo mio programma, visto il clima, visto che molti stanno anche organizzando le vacanze estive, andiamo a cantare un gran bel brano, facendo un immenso ricordo a Gino Paoli. Sapore di sale. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui. Il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti tuffi nell'acqua e mi lasci a guardarti, io rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle tue braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Ma si può? No, ma si può! E il caldo le ha dato alla testa! Pensi che in questo modo qua ho scoperto l'America? Il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti tuffi nell'acqua e mi lasci a guardarti, io rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di Zia Marta, però a tradimento così rischio di non riuscire a cantare. Ho posato il microfono per ovvi motivi. Per ovvi motivi. Come si chiama? Gualtiero. Perché Gualtiero va bene. Vuole stare qua tutto il tempo o possiamo andare avanti con la trasmissione?
Ma posso. Vabbè, dai, andiamo a cantarci un pezzo di Pupo, nel secondo tempo giocheremo di più. 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi che andremo a leggere nel terzo tempo. Siamo in diretta, se volete richiedere una canzone, se volete mandarci una vostra fotografia, scriverci un consiglio, un complimenti. Paolo però metti in onda il numero, perché poi altrimenti non arrivano messaggi, e poi mi dicono non arrivano messaggi, ma se non c'è ecco, bravo Paolino. Sarebbe il momento da pubblicità. Zia Marta dica, so che mi voleva cosa fa? No, ma io vorrei capire cosa sta facendo. Prenda il microfono, prenda. Perché allora questa sera, già subito quando sono entrata, Sì. ho notato. Cosa ha notato? È che ce l'ha un po' moscio stasera. Cosa? Il ciuffo. Ah, il ciuffo, è caldo, non è... Ma io ho la soluzione. E non riesco più a tenerli su perché è proprio... È pronto? Cosa sta facendo? Glielo tiro su in un attimo. Cosa vuol fare? Ma cos'è? Vediamo già meglio, guardi un po'. Pubblicità. Con un colpetto ed è perfetto. Ma la smetta un attimo! La smetta che siamo partiti. Sì. Siamo in... Guardi che sono le 20:31. Pettinatura proprio doc. Però Tanta roba. lo rifaccia un attimo. Anche un po' dietro, anche un po' sulla schiena, giù. Basta. Signore e signori, è il momento di giocare. 378 4080 506 per portarvi a casa il cappellino della zia Marta, la maglietta della zia Marta, il buono ristorante, il buono formaggi e... No, il buono ristorante non c'è più. Quindi il buono formaggi oppure il buono benzina. Vai con la grafica, Paolino, per favore, e apriamo il telefono. Vediamo se c'è qualcuno. Subito, che meraviglia. Ho sbagliato pulsante, chiedo scusa. Ho messo ignora invece che rispondi e mi è scivolato il dito. E quindi finale 378, se vuole richiamare, noi siamo qui, oppure se volete giocare con noi il numero è sempre quello. Andiamo a rispondere. Pronto, chi sei e da dove? Sono Rocco da Torino. Marco, ciao Marco. Rocco. Ciao Rocco da Torino, ciao, buonasera. Ti ricordo soltanto che devi abbassare a zero il volume della TV. Sì, Bravo. sono abbassato. Giusto. Bene. Allora, questa sera stiamo aiutando tanto perché le canzoni sono più facili e quindi... Sta venendo il weekend, giusto? Già, quindi vogliamo omaggiarvi di qualche nostro prodotto, di qualche sponsor. E quindi provi a indovinare con 5 o con 15? Ma dammi con 15, va. Bravo Rocco. Questi sono i tuoi! Eccoli! Bellissima canzone con un intro. Allora, ce l'ho sulla punta della lingua, sì. Però non so il titolo, sai? Tira fuori la punta della lingua che vedo se la leggo. Vai, vediamo. Peccato, Rocco. Vuol dire che risento. Bravo, da lunedì. Grazie Rocco, buon sabato e buona domenica. Ciao. Saluta la ragazza di studio. Eccola, ragazza. Ciao. Devi fare pulizia bene. Sì, bravissima sono ragazza io. Una volta. Vabbè, grazie Rocco, ciao. Ciao. Non è Baglioni. Sì, Baglioni. Andiamo a rispondere al telefono al 378 4080 506. Pronto, chi sei e da dove? Ciao, sono Luciano di Brandizzo. Lucianino! Ciao. Di Brandizzo. Il mio fornitore ufficiale di magliette ormai sei diventato. Grazie. Allora. Provi con 5 o con 15, Luciano? Ma no, 15. 15? Bene, hai fatto bene su questo brano. Eccolo. Sei pronto, Luciano? Sì. Eccoli. Sì.
Luciano! Sì? E là. E allora, il titolo, dai! Il titolo. Sono qua. Ma devi abbassare il volume della TV, devi parlare con me, se ti parli con la TV. Devi parlare col telefono, perché se aspetti me in TV di solito abbiamo 30 secondi di ritardo, se non 20, quindi... Pronto Luciano, mi senti? Non lo so. Ah, te l'abbiamo anche, Non lo so. te l'abbiamo anche mimato Un un po' po' mimata. io e la zia Marta. Non lo so. Grazie per aver giocato con noi, ciao! Ciao Enrico, grazie Ciao, lo buon stesso. weekend, Ciao, ciao. Mango, la Mango. rondine Ma di come mango. mai questa la sera mi rondine. dice tutti i titoli? Ma intanto poi c'è sabato, domenica e lunedì ripartiranno, Ah, quindi non è vabbè. che le risentono. Ok. Quindi, vabbè, dai. Sono le 20:35, ancora una telefonata. Pronto, chi sei, da dove? Ciao, sono Antonella da Venaria. Antonella, giù il volume della TV e chiacchieriamo io e te. Chiacchieriamo, ho abbassato. Antonella da Venaria, cosa fai nella vita, Antonella? Sono casalinga, pensionata. Wow, bene, come la zia Marta, Ciao, casalinga e zia. pensionata. Buonasera! Antonella, Ma avrà davvero. lavorato prima di fare la pensionata, no? Magari no. No? No, purtroppo mio marito è mancato e prendo la reversibilità di mio marito. Ecco, allora casalinga. Provi a indovinare con Casalinga. 5 o con 15 secondi? Con 15. Andiamo! Non sono già brava. Dai, che questa sera ce la fai. Forza Antonella. Questi sono i tuoi Dai. 15 secondi, andiamo! Voglio andare a lavoro, voglio andare a lavoro. E allora? Sì che la stavi cantando. Voglio andare a lavoro, accompagnare lo straniero, cos'è? Da che... Vacanze? No, aspetta, fermo. Tutti buoni. Hai detto una frase, ridimmela. Daghero, voglio andare a Daghero. Ok, in compagnia dello straniero. lascia perdere voglio andare, lascia perdere lo straniero. Dov'è che devi andare? Daghero. Non Daghero, ma ci fosse un mare con tante alghe, cosa sarebbe? Alghe. Ad Alghero. Alghero, brava! Risposta esatta. Bravo. Bravissima. Dai che ce l'abbiamo fatta. Dall'1 alla 10, escludendo la 6. Quale busta vuoi, amica mia? La 7. La 7. Come rete 7. La 7. Nella 7, attenzione perché S'il nella vous plaît, 7 oh. l'alziamo insieme. Pronti? 3, Sì. 2, 1. Hai vinto la maglietta di zia Marta! Bella. Eccola qui, sei contenta? Contentissima, grazie. Te la Finalmente. faccio vedere anche dietro che c'è una bellissima scritta. Metti la quarta, fai come la Grazie, zia Marta. Marta. Bella, eh? Grazie. Grazie a te, mi raccomando un messaggino al 348 80 40 254 con cosa hai vinto e chi sei. Grazie! Va bene, grazie a voi. Ciao. Un abbraccio. Ciao. Ciao. 2 premi su 2. Sì, Le faccine rosse sono ancora tutte qui perché la zia certo. Marta porta fortuna. Fortunissima. E adesso però diamo spazio alla musica e devo dire che noi abbiamo una missione in queste puntate ormai da tanto tempo ad oggi, cercare di che questa parola non venga mai fuori, anche quando facciamo delle canzoni tristi, delle canzoni lente, cerchiamo sempre di dare un senso a ciò che facciamo e soprattutto far sì che mai venga la noia. Renato Zero. E la noia che non perdona mai, non
lei, come ti riduce lo vedrai, e la noia, finta nebbia intorno a noi, strada buia, dove cadi non lo sai, pillole di intrugli vanno giù da soli, sono voli simulati quelli tuoi, benvenuti nella culla dei fantasmi, troppo tardi ti risveglierai, se te ne avrà ragione lei, io non resto con te un istante di più, non c'è scampo oramai, lo vedi anche tu, è una continua frustrazione così, neppure il sesso fa miracoli qui, io non resisto, accendi un sole per me, non stare impassibile, azzarda l'impossibile, qualunque cosa, anche un sorriso usato se c'è. E la noia che ogni voglia spazza via, vecchia troia, non ti voglio a casa mia, il niente che si muove, niente che respira, la dottrina insana delle nullità, non venirmi a dire che si può star bene, con la mente sempre in avaria, rapinati della fantasia, non resisto con te agli stimoli, giorni che vanno via senza un movente però, è contagiosa questa noia oramai, si è già fatta tanti clienti anche lei, siamo al collasso, non si parla già più, non stare lì impassibile, azzarda l'impossibile, pericolosa noia, puoi morirci anche tu. E la noia! Pubblicità, poi torniamo ancora con il giochino, perché questa sera voglio dar via tutti i premi e anche i vostri messaggi, e se c'è ancora spazio un'altra bella canzone. Alle 21 dobbiamo chiudere. Sta bene lì? Tutto a posto? Bene, l'hanno vista in pochissimi perché c'è il logo Rete 7 lì, ma va bene lo stesso, va bene lo stesso. Grazie zia, grazie a voi, ci vediamo fra 2 minuti e mezzo, mi raccomando non cambiate canale. Pubblicità. Giorno per giorno ho imparato ad avere pazienza, sulla mia coscienza è cresciuta già l'erba e ogni giorno mi sveglio, va tutto meglio. Giorno per giorno seguo il vento aspettando la sera e non faccio paura e non faccio domande.
Perché una delle cose più belle di Casa Peretti sono i loro messaggi. Allora vengo. E adesso andiamo a leggerli tutti, ma davvero tutti. Ricordo che da lunedì cambierà il giochino, ci sarà una sorpresa in più. Ma adesso Paolo, vai, spara tutti i messaggi di questa sera. Pedala Irma! Bellissima! Grazie, chiunque sia, grazie. Ma che meraviglia. Il canto di Casa Peretti è ascoltato da ricchi, poveri, esuberanti, entusiasti, navigati, nonni, adolescenti, madri, padri. Questo piccolo mondo è grande, perciò va tanto amato e sostenuto. Saluti. Rotellini Carlo da Corio. Wow, grazie Rotellini, grazie. E mi piace l'idea che hai scritto che Casa Peretti la guardano 3-4 generazioni, ed è proprio la verità. Ciao Enrico e ciao zia Marta, siamo Enzo e Sabrina da Torino, vi seguiamo sempre, siete bravissimi, ci fate sempre compagnia, ormai tutte le sere. Grazie ragazzi, mille. grazie. Ciao, buon weekend a tutta Casa Peretti, un abbraccio Silvia da Motta Alciata, ciao. Grazie Silvia, grazie. E finalmente dopo 10 giorni di cure intensive in clinica veterinaria anche Lilith torna a vedere Casa Peretti. Vi aspetta dal vivo per provare la dentiera di zia Marta che ora serve. Ma io gliela porto volentieri, amore. Ma che bella quella Lilith. Ciao amore mio. Bella, meno male che sta meglio. Bene. Buonasera amici di Casa Peretti. Top. Dani d'Alessandria. Ciao. Grazie Dani, grazie. Legga. Ciao, sono Simona da Valperga, stiamo scaldando i motori. Domani per la prima volta verremo a Luserna. Wow, a Luserna per vederli. Ma che bello! Allora ci vediamo al ristorante I Topi. Grazie Simona. Ciao Enrico, bentornata zia Marta, sei la ciliegina sulla torta di Casa Peretti. Un grande abbraccio da Stefania da Rondissone. Ha ragione. Ha perfettamente ragione. Grazie mille. È la ciliegina. Grazie. Andata male però, nel senso che dopo un po' diventano Ciao ragazzi, grazie per il tempo che ci dedicate tutti i giorni con affetto, Milena. Grazie Milena, grazie. Ciao Enrico, inizio fantastico. C'è sempre un re che non vuol né vedere né sapere. Immenso gusto. Ciao zia Marta. Ciao. La signora anziana più giovane che conosca. Occhio Enrico, che la zia stasera è in forma e ti darà del filo da torcere. Un abbraccio e un augurio di buon fine settimana. Roby75, grazie Roby75, grazie. Ciao. Buonasera Enrico, buonasera zia Marta, e siamo già venerdì, le ultime 4 ore di venerdì. Buon weekend lavorativo ragazzi, ci sentiamo lunedì, sempre da Vervagna, sempre Marco Intra, bravo, grazie. Ciao zia Marta. Saluta Irma. Ciao Enrico da Elena. Salutamela Irma, eh? Sì, certo. E a pescare i cefali. Anche lei? No, perché non avete fatto un cefalo fans club, eh? Non l'avete fatto? No. Ciao Casa Peretti, buona serata, bravissimi, un saluto alla simpaticissima zia Marta. Michela da Torino, grazie Michela, ciao, grazie. Grazie a te, ciao. Grazie. Io voglio la zia Marta presente tutte le sere in trasmissione e complimenti sempre Alessio. Grazie caro Alessio, grazie. Quanto affetto. Ehi là! Ciao! Che meraviglia! Ma guarda, ecco il mio cuore esplode quando vedo certe cose. Amore bello. Grazie. Boia Fauske Kaut, un bacione da Daniele Luca da Ceva, tanto. Ciao! Tantissimissimo. Buon fine settimana amici, grazie amici della bella musica e per la simpatia. Giovanni e Silvia d'Alessandria. Grazie ragazzi. Ho fatto malissimo. Ma legga, mi sono tagliato il labbro. Ciao Enrico, ciao zia Marta. Ci voleva proprio una serata così divertente e spassosa per mitigare l'afa di questo periodo. Sempre così affetto, simpatia. Da Renata da Piscina, quanto vorrei essere a piscina stasera. Si è buttato giù un dente nel ventre. Praticamente sì. Prima o poi prenderò la linea. Vi seguo sempre, un caro saluto da Sgueglia di Alessandria. Ciao, ma certo, provate a giocare con noi. Provate. Il venerdì è la sera più bella perché c'è la zia Marta.
Bravi, Lili da Rorà. Oh Alessia. Bravi. Grazie Lillina, ciao. Grazie Lili. No, vabbè. Pesca di cepali. Ma poi al massimo orate. Orate. Ciao Enrico, ciao zia Marta, buon weekend a tutti. Massimo da Venaria, grazie. Ciao, Massimo. Grazie di cuore, che bello sentirvi quotidianamente ormai. Ciao Enrico e zia Marta, a proposito, canteresti Marta di Ciro Sebastian dedicata alla zia Marta o vengo io a cantarla? Saluti e abbracci, Mimmo da Torino. Allora, mettiamo? È una canzone che non so, ma vado ad ascoltarla, ma se no arriva Mimmo, canta Mimmo. Uno altro, cantate. Mimmo, come on! Ciao ragazzi, noi non ci siamo dimenticati di voi, un abbraccio grande Stefano, Gabriele e Milli. E già, la cagnolina di prima era Milli. Amore, ciao. Mazza, mi sono tagliato davvero. Grazie Stefano, ciao Gabriele, è sempre più bella Milli, sempre più bella. Ecco, queste cose qua fanno male al cuore. Oh, le sautisa, ha visto quanta sautisa? Le piace zia Marta la sautisa? Le piace? Preferisco il formaggio. Il formaggio. Sì. Grazie alla presenza di zia Marta, stasera ho indovinato la canzone e vinto per la seconda volta il primo premio. Chissà se un giorno verrà a pranzo con me al ristorante La Bezzana. Certo, basta che... assolutamente. Quando si tratta di mangiare, zia Marta c'è. Presente. C'è. Ciao Alessio, grazie. Buonasera Casa Beretti, grazie per questa meravigliosa settimana insieme. Buona musica, ospiti bravissimi, intrattenimento super. Grazie Luciano, sei stragentile sempre. Grazie. Ciao, mi fate sentire Amedeo Minghi? Tradiscono i decenni, volentieri, lunedì possiamo farla. Decenni di Minghi, o lunedì o martedì, cosa c'è? Niente, Cosa sto c'è? ascoltando, Cosa posso c'è? No, ascoltare? mi guarda, mi inquieta. Ciao ragazze vecchiette, quante belle canzoni ha fatto Pupo, complimenti per la scelta musicale che come sempre allieta le serate. Noi andremo in vacanza e speriamo di rivedervi dall'Emilia Romagna. Rivedervi Ci vedono? dall'Emilia, sì. Ciao Certo. da Chiara, Andrea, Gabriele, Elisa, Roberto. Ragazzi, 420 satellite, 825 di Sky e noi ci siamo anche in Emilia Romagna. Voilà. Casa Peretti, divertimento garantito con zia Marta. Mi fai ascoltare Noi due nel mondo nell'anima dei Pooh, così Enrico sei contento perché questa volta la sai. Alessandra Torino, va bene, la mettiamo in programma la prossima settimana. Va bene. A noi piacciono tanto le scarpe che ha sotto la zia Marta, Silvia e Alessia da Nichelino. Sono delle belle scarpe, sì. Bellissima puntata, bravi, idea diabolica, l'aspirapolvere per i capelli di Enrico, brava zia Marta, Romy e Roby. Tanta roba, visto che ciuffo dritto. Sì, ciao Enrico, ciao zia Marta, i tuoi metodi da parrucchiera zia Marta sono magici e superano ogni aspettativa. A quando l'apertura del tuo salone sei un fenomeno. Buon weekend Maria da Torino. Penso che per gennaio ci siamo. Edo ci scrive: complimenti ancora per il cortometraggio trasmesso lunedì. La zia Marta sembra non risentire del caldo. Buon fine settimana a tutti. Sì, perché lei la congelano in settimana, poi la scongelano per venire qui a Casa Peretti. Ciao Enrico e zia Marta, vi auguro uno splendido weekend, tutti calorosi abbracci. Titti e Giovanni. Ciao ragazzi. Ciao Titti, ciao Giovanni, ciao. Ciao Casa Peretti, ciao Enrico Peretti, ciao bellissima zia Marta e bellissima Alessia Calucci, buona serata, buon weekend a tutti voi da Antonio Primiceri Rivalta. Ciao Antonio, grazie Antonio. E poi cosa abbiamo? E poi finisce qui questa puntata di Casa Peretti. Ma funziona anche con me? Sì, funziona. Allora, buon weekend a tutti. Buon weekend, fate i bravi sia sabato che domenica. Veniteci a ascoltare domenica sera a Villa di Verzuolo, altrimenti domani sera a Ristorante Topi. È stato bellissimo passare del tempo insieme a voi. Ci vediamo lunedì qui con Alessia Calucci. Signore e signori, la zia Marta. Ciao Enrico Peretti, ciao. Buona serata.